Inaugurato ieri al tramonto il nuovo belvedere Pietre Cadute, una delle località balneari di Siculiana. In uno spazio abbandonato da decenni, dove insisteva un vecchio serbatoio idrico in disuso, è stato realizzato un belvedere con un piccolo giardino. Dalle panchine di legno a una panchina gigante azzurra, da una parte il panorama guarda verso Siculiana Marina e la riserva naturale di Torre Salsa, dall'altro verso la torre di Monte Rosso. È un nuovo spazio a Pietre Cadute, una zona bellissima, ha dichiarato il sindaco Peppe Zambito, con un panorama straordinario, un luogo che si affaccia sul Mediterraneo, che darà la possibilità a chi vuole di venire a leggere un libro, a rilassarsi, a farsi delle foto e anche una modalità che rientra nelle azioni che abbiamo intrapreso in questi anni, individuare dei luoghi, riqualificarli e rendere fruibili. Ecco, da oggi il belvedere di Pietre Cadute è uno di questi luoghi e vi invito, conclude il sindaco, a venire qui a trascorrere qualche minuto in sede di serenità. Un nuovo spazio a Pietre Cadute, una zona bellissima con un panorama straordinario, un luogo che si affaccia sul Mediterraneo, che darà la possibilità a chi vuole di venire a leggere un libro, a rilassarsi, a farsi delle foto, ed è anche una modalità che rientra nelle azioni che abbiamo intrapreso in questi anni, individuare dei luoghi, riqualificarli e renderli fruibili. Ecco, da oggi il belvedere di Pietre Cadute è uno di questi luoghi e vi invito a venire qui a trascorrere qualche minuto in serenità.